Chi è che di voi parla sardo? Lo capisce, lo parla in famiglia, con gli amici, comunque lo usa all'interno della sua quotidianità? Ecco, io ad esempio no, il sardo lo capisco, alcune parole le capisco, devo dire la verità, capisco il contesto, però fare dei discorsi di senso compiuto mi viene molto difficile. Ho delle frasi cardine su cui poi cerco di costruire delle frasi che abbiano un senso compiuto, e poi parlo molto italiano mischiato a sardo, quindi uso delle parole sarde all'interno di frasi costruite in italiano. Questo perché? Perché una lingua si impara con l'uso quotidiano, e chiunque di voi sia andato in Erasmus, sia andato fuori per lavoro, racconterà che all'inizio, quando si è andato in un paese diverso dal proprio, si avevano difficoltà con la lingua, e poi piano piano si è iniziato ad imparare, ed è passata anche la vergogna di sentire la nostra voce che parlava una lingua diversa e faceva degli errori. Ecco, proprio questo è il punto di un'iniziativa raccontata oggi da Sara Brughitta su Sardegna che cambia, che si chiama Spacera Sabregunge. Ecco, almeno queste due parole so cosa vogliono dire. Significa finita la vergogna, quella di parlare sardo, perché parlare in limba era fino a pochi decenni fa qualcosa che generava vergogna, perché tutti quanti parlavano italiano, solo in pochi parlavano il sardo, e insistere nel parlare nel quotidiano la lingua sarda era qualcosa anche che discriminava rispetto agli altri, si era visti come diversi, soprattutto non nei contesti rurali, soprattutto nei contesti urbani. Parlo banalmente delle città dove poi si è persa più velocemente l'utilizzo della lingua sarda. Ecco, questa iniziativa vuole riprendere l'uso del sardo negli atti quotidiani per mantenere l'identità, quindi soprattutto per cercare di tramandare alle nuove generazioni quella che è la lingua, quindi parlando in parallelo con l'italiano che magari si insegna a scuola, la lingua sarda nei contesti quotidiani, per far sì che la lingua non muoia e di conseguenza può continuare a tramandare quelle che sono parole, modi di dire, sfumature anche che vengono da una lingua, che non sono mai trasponibili completamente in un'altra lingua. C'è sempre un uso politico della lingua, ovviamente, perché basti pensare che negli anni 60 e 70 il fatto di parlare italiano è stato utilizzato per riunificare in un certo senso anche una nazione che un po' si era spaccata, e quindi far sì che tutti parlassero la stessa lingua era funzionale anche allo sviluppo di una nazione. Ecco, in questo modo però tutti i dialetti regionali, tutte le lingue come appunto il sardo, sono state però soppresse e sono state messe in secondo piano. Si continua a parlare sardo ovviamente, però ecco, era sempre più difficile magari trovare libri in sardo, trovare dei cartelli stradali che avessero il bilinguismo, cosa che poi è stata introdotta piano piano. E poi non c'erano gli atti pubblici in lingua sarda, una cosa fondamentale per tenere viva una lingua, perché quando la si usa nel pubblico, quando la si usa all'interno della pubblica amministrazione, questa diventa viva. Ecco, è un articolo interessante perché riflette sui cambiamenti che ci sono stati anche a livello linguistico, di cui molte volte ci dimentichiamo, e di come effettivamente anche l'utilizzo di una lingua, di una parola in un contesto e in un altro alle volte può davvero cambiare anche il senso di quello che raccontiamo, e soprattutto dell'importanza di mantenere vive le tradizioni che molto spesso col passare del tempo rischiano di scomparire. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di martedì 4 marzo. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana che ci possono sentire in FM o in radio oppure in streaming sul sito di Radio Calaritana. Se volete, queste e altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. E torniamo a parlare dell'omicidio che è avvenuto a Carnevale a Barisardo, dove ha perso la vita un operaio di 22 anni, Marco Mameli di Ilbono, che è stato ucciso con una coltellata durante un diverbio, una rissa appunto durante il Carnevale di Barisardo. Fino a ieri non era chiaro chi fosse stato a uccidere. Certo, c'erano delle voci che circolavano, anche qualcuno di voi mi ha scritto durante la giornata di ieri parlandomi già di ipotesi appunto riguardanti la persona che avrebbe ucciso il ragazzo, e sarebbe legata a discussioni per futili motivi che si erano verificati nei giorni precedenti, e c'era stato appunto anche uno screzio già al Carnevale di Lanusei in cui Mameli era rimasto coinvolto, e i due fatti sarebbero dunque legati. Però nella giornata di ieri c'è stato un po' un colpo di scena, perché
Un altro ragazzo di Girasole, Giampaolo Migale di 25 anni, si è presentato volontariamente al commissariato di Tortolì in compagnia del suo avvocato e ha confessato di aver ferito l'altro amico, Andrea Conto di 26 anni, anche lui operaio di Il Bono, che era rimasto coinvolto nella lite in cui poi era morto Mameli. Lo racconta oggi Simone Loi sull'Unione Sarda, pagina 3, cercando di rimettere un po' insieme i puntini insieme alle voci di corridoio che circolano in merito a questa vicenda ancora molto complicata, visto che nel momento in cui è avvenuto l'omicidio ci si trovava nel pieno della festa, la via era molto stretta, c'era tanta gente e probabilmente dopo quello che è avvenuto è stato anche difficile individuare da chi sia partito il colpo, però dei nomi ci sono già delle ipotesi che stanno circolando adesso da parte degli inquirenti, si stanno iniziando a sentire tutte le persone che erano presenti in quel momento insieme a Mameli, insieme alla sua cerchia di amici che appunto si erano recati in paese per passare il carnevale, per provare a ricostruire i fatti e individuare le persone che erano presenti durante l'accoltellamento e che potrebbero aver visto in faccia l'assassino, che in questo momento è ancora a piede libero. Tuttavia, ecco, non ci sono ancora ulteriori sviluppi sul caso. Oggi anche la Nuova Sardegna dedica le prime 2 pagine dello Sfoglio, pagina 2 e pagina 3, negli articoli a firma di Valeria Genofiglio e di Lamberto Cugudda nella ricostruzione di quanto avvenuto. In più ci sono ovviamente i ricordi da parte della comunità ogliastrina, perché Mameli era abbastanza conosciuto, lavorava ad Arbatax, all'interno del porto di Arbatax, ed erano in tanti appunto che lo conoscevano e che sono rimasti scioccati appunto dopo la morte. Come detto già ieri, le festività del carnevale sono state interrotte e ci sarà giovedì mattina l'ultimo saluto a Mameli e Il Bono, mentre l'autopsia è stata fissata per domani alla Nusei. Torniamo a parlare di politica regionale, però lasciamo da parte la riforma della sanità, non ci sono aggiornamenti a riguardo. Se siete interessati a qualcosa in più, pagina 4 sull'Unione Sarda trovate l'articolo a firma di Roberto Murgia, però diciamo che non ci sono grandi sviluppi rispetto a quello che abbiamo raccontato ieri, anche perché vi basti pensare che le pagine della cronaca regionale sono occupate, pagina 4 e pagina 5 sull'Unione Sarda, dal rendiconto delle spese dei più ricchi e dei più poveri consiglieri. Ecco, nell'articolo di Lorenzo Pira trovate tutti i dettagli, non ve ne parlerò io, però sappiate che ci sono se siete curiosi, appunto non riuscite a fare a meno di sapere quanto guadagnano i consiglieri regionali. Però, come detto, parliamo di cose un pochino più importanti e diverse, perché ieri Alessandra Todde ha incontrato il vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi. Io non so, anche qua torniamo al discorso del sardo, se pronunciarlo Rixi o Rigi, sinceramente noi sardi pronunciamo Rigi, però vabbè, comunque sia, chiedo scusa al vice ministro nel caso l'abbia pronunciato male, come penso sarà. Comunque l'incontro è stato funzionale a parlare di continuità territoriale, in modo da muoversi in modo compatto a Bruxelles, in Europa, per presentare appunto il nuovo piano di continuità territoriale. Non soltanto continuità aerea, si è parlato anche di continuità marittima. Basti pensare che a luglio scade il mandato di Massimo Deiana all'autorità portuale a Cagliari e di conseguenza ci sarà la volontà da parte del centrodestra di cambiare probabilmente la figura e bisognerà anche trovare un accordo per questa figura, anche perché secondo quanto riferito proprio dal vice ministro, il porto di Cagliari sarà strategico nello scacchiere del Mediterraneo, così appunto ha parlato in merito agli investimenti da parte del governo per rilanciare il settore portuale in Sardegna e appunto nel porto di Cagliari. Però, come detto, si è parlato di tanto, si è parlato anche di ferrovie, perché sul fronte della mobilità interna si sono annunciati investimenti importanti, anche se, come ha sottolineato anche Alessandra Todde, le priorità rimangono sempre le stesse: la nuova stazione ferroviaria di Olbia e poi lo sblocco soprattutto della Nuoro a Basanta, forse un obiettivo prioritario, perché Nuoro è uno degli ultimi capoluoghi di provincia in Italia a non avere una stazione ferroviaria e di conseguenza aumenta il divario di tutto il territorio nuorese con il resto dell'isola. E poi gli investimenti sulle strade con una collaborazione più stretta con ANAS, e poi la continuità territoriale aerea, perché a breve ci sarà un tavolo a Roma per confrontarsi proprio sul piano da presentare alla Commissione europea. Come detto, per la prima volta la Sardegna non si presenterà da sola nel trattare con Bruxelles, questa forse è la notizia più importante. Parlando però sempre di collegamenti, parliamo di collegamenti però con le isole minori, pagina 4 sulla Nuova Sardegna si comunica che sono iniziate le gare sui collegamenti con le isole minori e sono state presentate 2 offerte da parte di Ensamar e Delcomar, le 2 appunto compagnie che dovrebbero coprire le tratte per la Maddalena, l'isola
l'isola di San Pietro e l'isola dell'Asinara. La gara, leggo dalla Nuova Sardegna, è stata suddivisa in 2 lotti per un valore complessivo di circa 188 milioni di euro con una durata contrattuale di 6 anni. Nel primo lotto ci sono i collegamenti tra la Maddalena e San Pietro per un importo a base d'asta di circa 173 milioni di euro e poi nel lotto 2 i collegamenti con l'isola dell'Asinara per un importo a base d'asta di 15,8 milioni di euro. Ovviamente la Maddalena e San Pietro hanno un prezzo maggiore per il semplice motivo che ci sono molte più persone che viaggiano in queste isole. Basti pensare che l'isola di San Pietro, per chi avesse poca dimestichezza con la geografia, è l'isola dove si trova Carloforte, ecco, quindi quando prendete il traghetto fondamentalmente usufruite del servizio di continuità territoriale che c'è appunto per le isole minori. Quindi molto spesso ci si dimentica della situazione di doppio disagio che hanno le persone che vivono nelle isole e che poi si trovano a dover raggiungere un'altra isola e poi poter pensare a quel punto di spostarsi. Una situazione di doppio disagio che fa pensare appunto quanto sia ancora importante battersi per il diritto alla mobilità. Restiamo sempre in tema politico, però parliamo di qualcosa che potrebbe cambiare, perché è stato presentato un piano, lo riporta oggi l'Unione Sarda a pagina 4, per riformare la legge elettorale. Lo racconta Roberto Murgia, perché c'è stato un appello dei vari comitati per un consiglio che rappresenti davvero tutti i sardi. Ciclicamente questa polemica ritorna, soprattutto dopo che nell'ultima tornata elettorale Renato Soru con il suo progetto politico era rimasto fuori dal consiglio regionale pur avendo raccolto l'8% dei voti. Ancora prima di lui Michela Murgia ugualmente si era fermata poco sopra la soglia di sbarramento fissata al 10% per le coalizioni che si formano appunto per cercare di conquistare la presidenza della regione, e quindi ci sono vari casi che fanno capire che questa legge elettorale va cambiata, e di conseguenza c'è stata un'iniziativa a cui aderisce la gran parte dei promotori, dei comitati anche della Portobello 24, e che quindi stanno cercando di mobilitarsi per raccogliere le firme. E ha fatto sapere Lucia Chessa che anche lei si era candidata alle elezioni regionali quest'anno, che ha fatto sapere appunto che si stanno avviando le varie pratiche per raccogliere le firme e presentare una proposta di legge che possa quindi evitare che, come è successo nell'ultima tornata elettorale, siano dispersi i voti di 60.000 sardi in un momento in cui la democrazia è sempre più vista a rischio, perché sempre meno persone vanno a votare. Ricordiamo che una democrazia funziona nel momento in cui le persone vanno a votare, ecco, in un momento in cui è difficile portare le persone alle urne, vedere una maggior rappresentanza anche in consiglio e far vedere che il proprio voto non è sprecato può essere sicuramente un'iniziativa importante per cercare di dare maggior rappresentatività a tutti i territori. E questa è la nostra ultima notizia. L'appuntamento quindi è per domani, sempre a partire dalla stessa ora. Se volete queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Un saluto da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione. Noi ci sentiamo come sempre domani. Passate una buona giornata. Ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.